Ciao, sono Anito, sono il legale rappresentante della Società Agricola Biodinamica San Michele e responsabile per la libera fondazione antroposofica Rudolf Steiner di Conegliano del progetto agricolo. Nel 1987 alcuni allora ragazzi decisero di passare dalla lettura dei testi di Rudolf Steiner alla messa in pratica di iniziative antroposofiche. Le nostre prime esperienze sono nate sulle colline del Prosecco, proprio sopra Conegliano. Ci siamo poi spostati nel 2014 qui nel comune di Jesolo. La Libera Fondazione decise allora di vendere una parte di proprietà di Ecor Naturasì e coi soldi ricavati acquistare un fondo dove si potesse finalmente realizzare un organismo biodinamico in un territorio anche molto fertile e che ci permette di portare avanti i nostri sforzi. Questo organismo agricolo è stato immaginato e costruito partendo dai principi dell'agricoltura biodinamica, perché secondo noi la terra oggi non è in grado di offrire agli animali e all'uomo un prodotto che sia in grado di sostenere dal punto di vista energetico i bisogni dell'umanità di questo periodo. Perciò abbiamo immaginato dove collocare i vari organi dell'azienda, partendo dal principio fondamentale che la stalla deve essere il cuore pulsante dell'organismo agricolo stesso. Per noi non sono tanto importanti, anche se preziosi, i prodotti della stalla, ma soprattutto la mucca che ci vive dentro è importante perché dalle deiezioni della mucca possiamo ricavare il materiale che poi diventerà l'humus che andrà a fertilizzare il terreno stesso e a dare l'energia vitale alle nostre coltivazioni. In questo organismo agricolo abbiamo vari settori produttivi. Abbiamo una parte di orticoltura protetta in una zona di 2 ettari di serre dove abbiamo la produzione di pomodoro, di peperoni, di melanzane, di cetrioli, di ravanelli per un spaccio interno dove vengono venduti direttamente ai consumatori. Adesso che siamo nel periodo autunnale e invernale, l'azienda è una delle massime fornitrici di Ecor per quanto riguarda la zucca, del radicchio precoce lungo, del radicchio tondo, della bieta e del finocchio. Poi naturalmente quando comincerà la stagione del gelo gli ortaggi diminuiranno di gamma riducendosi al radicchio e il porro che rimarranno gli unici 2 prodotti che ci accompagneranno durante il periodo invernale. Un po' di attenzione potrebbe essere dedicata anche all'evoluzione della coltivazione del radicchio. Ci sono 2 strade molto diverse. Da una parte quella dell'agricoltura convenzionale di attingere dalle sementi ibride e quindi che danno dei radicchi perfettamente identici uno dall'altro nel tempo. Noi invece abbiamo sposato la strada della selezione genetica massale. I contadini guardano nel proprio campo i radicchi che hanno ottenuto la pezzatura più idonea dal punto di vista della qualità e della quantità prodotta e da quelli ricavano i semi per coltivare poi il radicchio dell'anno successivo. In questo modo si sono ottenute delle selezioni genetiche che un po' alla volta sono riuscite a adattarsi anche ai cambiamenti climatici in corso ed oggi è possibile coltivare anche in periodi dell'anno inimmaginabili.